Inquietante quanto al momento inspiegabile atto incendiario in corso Fogazzaro. Obiettivo il negozio di alimentari Bottega ai Portici di Franco Nichele al Civico 95. Nella notte tra venerdì e sabato qualcuno ha lanciato una bottiglia incendiaria contenente benzina contro la porta del negozio, scatenando le fiamme. Ma è stato il fumo a causare i danni maggiori alla bottega. Il titolare era a dir poco esterrefatto per quanto accaduto alla sua attività, che gestisce da oltre 25 anni. Una tecnica, quella usata dai malviventi, che gli ha ricordato le Molotov degli anni di piombo, ma Nichel dice di non avere alcun sospetto. Lavorerà intensamente per tutto il fine settimana per riaprire il negozio lunedì, a ridosso del Natale. L'esercizio non è videosorvegliato e il commerciante è assicurato, ma nonostante questo gli resta un enorme dispiacere per un fatto inspiegabile accaduto a pochi giorni dalla pensione. Negoziante appiedato invece in via Gorizia. Mercoledì notte il 46enne titolare del negozio Dominio si è trovato 2 gomme a terra dell'auto bucate usando 2 siringhe. Le telecamere puntate sul negozio hanno permesso di denunciare per danneggiamenti un 41enne di origini tarantine residente a Brendola con precedenti. Tornando in corso Fogazzaro, ma più vicino alla chiesa del Carmine, nella notte tra domenica e lunedì, i ladri hanno fatto man bassa di 4 computer Apple, un iPad e 2 videoproiettori nelle aule della H International School, dopo aver forzato la porta d'ingresso in legno.